Allora, dov'è la missione principale? La A o la S? Era tipo GTA 5. Allora. Ah, dall'altra parte, scusatemi. Guardavo quella donna in faccia, ho detto che... me la metto, che stai guardando? Allora, eccoci qua. Possiamo entrare? Cazzo! Dategli della morfina! E spegnete Poveraccio. Progetti che porteranno il commercio e la... Cosa gli è successo? È caduto. Pagani non dà l'etere e ci tocca sopportare questa roba. Non se ne può più. L'ho mandato sulla vecchia torre. Su ai trasmettitori per cercare di deviare il segnale. Solo che... Io lo so fare. Così mi piaci, fratello. Non c'è nessuno di guardia, ma è una scalata difficile. Promettimi di non cadere. Promesso. Sicuro. Questo si sarà rotto un braccio, una gamba, ragazzi. Guardate come è ridotto, poverino. Allora, dobbiamo raggiungere quella bella torre. Probabilmente... Eccola là. Vediamo un po'. Macchina della propaganda. Raggiungi la torre. Allora, è una bella scalata di 400 metri in su per la montagna. Vediamo quello che possiamo fare. Intanto stiamo procedendo in avanti. Ok. Allora, ecco il nostro bel fucilone. Qui possiamo utilizzare il cavo o addirittura il deltaplano. Il deltaplano è appunto quello che preferisco. Vediamo se possiamo prenderlo. Allora, vediamo di agganciarci direttamente e di procedere verso il basso. Andiamo. Allora, tieni premuto E per uscire e questi per virare. A WASD, perfetto. Quella deve essere la nostra torre dove dobbiamo puntare. Intanto alla nostra sinistra ci sono altre opzioni che ancora non conosco. Però vediamo di procedere. Questo, ragazzi, è un primo video. Adesso col passare del tempo vedrò immediatamente come regolare l'impianto video-audio. Ed eccoci arrivati. Quelle sono probabilmente le icone di alcune piante. Mamma mia, devo ancora capire come muoverci. Allora, una bella punturina è sicuramente adatta per recuperare. Tanto qua cosa c'è? Aspettate, vediamo un po'. Ci sono probabilmente degli scrigni, qualcosa del genere. Una piantina, una pianta in rosso. Vediamo che cos'è questa volta. Vediamo un po'. Foglia di cremisi, questa sicuramente la conosciamo. Allora, eccoci arrivati. Oh, andiamo. Allora, controlla il luogo dell'incidente. Deve essere questo. Vediamo se possiamo salire da questa parte. Il fucile portiamolo sempre dietro e mettiamo la granata come arma da lancio. Perfetto. Intanto qui, attenzione, tagliamo l'arbusto. Una foglia verde. Attenzione. Ecco qua dove è caduto il ragazzone. Vediamo cosa c'è qua. Il rampino. Ok, mi ricorda un po' Assassin's Creed. Ecco il rampino. Vediamo un po'. Il rampino dov'è? Aspettate, non lo possiamo notare ancora. Però probabilmente possiamo arrampicarci. Vediamo un po'. Forse qua. Eccolo qua, il nostro rampino. Bene, proviamo a scalare. Stacca, salta, sali. Vai. Salta, amico mio. Vai. Tira. Mamma mia, che braccia possenti da Arnold, Ok. Questo non deve essere il territorio nemico, perché non vedo alcun nemico, appunto. Vediamo se possiamo farci un salto. Aspettate. Eccoci qua. Dobbiamo collegare il rampino immediatamente da questa parte. E proviamo a scendere. Dai. Perfetto. Ok, possiamo staccarlo. Ottimo lavoro. Allora, siamo nel bel mezzo della giungla. Raccogliamo qui qualcosa. Che è una scimmia? Cita, vieni qui. Vieni. Ah, dov'è? Eccola. Ui, sembrava un orso. Allora, vediamo di no, ho sbagliato. Mamma mia. Ho ucciso qualcosa. Ho sbagliato tasto al solito. Vediamo un po' cosa abbiamo ammazzato. Mamma mia. Meno male che non ci ha sentito nessuno. Vediamo se possiamo. Eccola la nostra cita. Vieni qua. Voglio solo capire una cosa. Fermati. No, maledizione, guardate come corre. Non la prendo, è troppo veloce. Bella, perfetto. Vediamo che cos'è. Dov'è? Eccola qua. Pelle di scimmia. Coltello. Possiamo raccogliere? Ah, macaco, quale scimmia? Ok. Vediamo di salire dall'altra parte. Il rampino là in alto. Ce la possiamo fare? Ce la fai a lanciarlo fino là sopra? Vediamo un po'. Non so se ci arrivi, amico mio. È un po' troppo lontano. Vediamo, proviamo a lanciarlo intanto qui. Ok, ritorniamo al piano di sopra. Ok, attenzione a non romperti l'osso del collo, amico mio. Aia. Vai. Perfetto.
adesso che siamo arrivati qua, io direi di lanciarlo ancora più in alto. Ok. E di farci un'altra bella scalatina. Climbing, perfetto. Vai, 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 vai. Che facciamo? Ah, lo dobbiamo utilizzare tipo corda, ho capito. Allora, scendiamo un attimino. Vediamo se possiamo andare più in qua. Vai, dondoliamoci. Ok. Credo che ce lo possiamo fare un bel salto adesso, eh. Oh, 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 oh. Maledizione. Non credo. Ce la possiamo fare? Vediamo un po', ragazzi. È che non capisco bene come fare. Niente, 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 niente. Maledizione, non ho capito bene come fare. Aspettate, vediamo di ricominciare. Allora, cerca i punti evidenziati. Ecco, il rampino serve appunto a questo. Allora, eccoci qua. Stiamo controllando il luogo dell'incidente come prima. Abbiamo la nostra carne, le nostre frecce. Allora, con calma. Il macaco sicuramente ce l'abbiamo sempre di dietro. Tagliamo la nostra piantina. Ok. Allora, vediamo di capire. Scusate ragazzi, ma sono le prime volte. Devo ancora capire come funzionano tutti questi nuovi oggetti che sono stati introdotti in Far Cry. Vediamo un po'. Ok, così lanciamo appunto il rampino e saliamo verso l'alto. Dai, dai, dai. Perfetto. Eccoci arrivati. Il nostro compito qui è finito. Allora, siamo di nuovo qui, ragazzi. Allora, io lancerei il rampino da questa parte, abbiamo detto. Ok. E farei il salto. Bello. Ah, ecco, avete visto, ragazzi? Con calma uno riesce a capire un po' tutto. Allora, la pistola io la prendo perché io adoro più le pistole che le armi lunghe. Abbiamo preso un po' di soldi. Allora, il rampino. Eccolo qua. Mamma mia, qua la tipo Indiana Jones. Vai. Ho capito al primo colpo, ragazzi. Saliamo, saliamo, saliamo. Dov'è, dov'è, dov'è? Sali. Perfetto. Distruggi l'alveare per uccidere l'alveare. Eccolo qua, l'alveare. Boom. Vai, perfetto. Ecco le api. B-Movie. Barry Benson. Chi ci ha visto? Ehi, ehi. Mi piacciono le 44 Magnum. Ehi. Beccato. Vediamo un po'. Eccolo che arriva. Un leader democratico. Le torri ci aiutano per evidenziare l'area circostante. Ogni volta che andremo a liberare una torre otterremo un tot di miglia quadrate disponibili nella mappa per evidenziare particolari obiettivi, particolari oggetti, missioni secondarie e altri elementi. No, no, la pistola. Saccheggio. Voglio saccheggiare. Ok, pallina e qualcosa, non ho letto, troppo veloce, è apparsa la scritta. Andiamo qua su, vediamo cosa c'è. Allora ragazzi, vediamo un po'. Facciamoci un giretto qua al piano di sopra. Vediamo, vediamo, vediamo. Una bella zona per l'arrampicata. Perfetto. Che freddo che c'è qua sopra, mi arrivano botte di gelo, mamma mia. Ragazzi, che bello tornare su Far Cry. Sulla serie di Far Cry è davvero una cosa speciale. Via dalle scarpe. Via dalle scarpe. Meno male che abbiamo le scarpe anti-infortunistica. Vai. Vediamo. Continuate con la vostra inutile battaglia. Vogliamo un Kirat unito. Lavoriamo insieme e poniamo fine alla violenza. Oh, maledizione! Dove sono? Allora ragazzi, ho capito come sia. Dove siamo? Allora, mi fai parlare, dannata voce. Sei peggio del commentatore di Formula 1. Allora, di qua non si può salire. Da questa parte neanche. Vediamo un po'. Di qua neanche, credo. Vediamo un po'. No, no, allora ragazzi, dobbiamo ricominciare da capo. Aspettate. Allora, scendiamo un attimo. Allora, ho capito, in pratica c'è il sentiero d'oro che è un... Che cos'è? Rimuovi? Ah, ok. Propaganda distrutta. Il sentiero d'oro deve essere appunto un'organizzazione contro un'altra organizzazione per rendere libero il Kirat, qualcosa del genere. Noi facciamo parte della prima ipotesi. Abilità. Abilità. Allora, la tigre o l'elefante? Meglio l'elefante o meglio la tigre? Io penso, ragazzi, meglio l'elefante, è più intelligente. Meglio ottenere un'unità di salute aggiuntiva per un totale di 3. Apprendi. Vai. Abbiamo sbloccato una nuova arma. Se non avete un lavoro, gli uffici di collocamento ve ne troveranno uno in una delle tante strutture di Pagan Min. Il collocamento è garantito. Lavoriamo insieme per costruire un Kirat migliore.
Arrivo. Ecco la scala. Ogni volta che si vedono le scale rimuovi i manifesti di propaganda di Pagan Min quando li trovi. Va bene. Ok. Allora, eccoci qui ragazzi. Vediamo di liberare la torre. Vediamo un po'. Ah, mamma mia che violenza. Torre liberata. Chiudiamo tutto e accendiamo la vecchia base elettronica e delle telecomunicazioni. Perfetto. Una fattoria appena scoperta. Addirittura dall'altra parte possiamo notare la casa del vecchio Isha, che è assediata da barbari. Il rifugio di Kira. Perfetto. Allora, siamo appunto dispersi nella nostra mappa, che credo che sia 2 volte più grande di quella precedente. E vediamo un po'. Possiamo lasciare tutto. Missione completata. Abbiamo addirittura una nuova arma disponibile. Spostamento rapido. No, quale spostamento rapido? Utilizziamo il cavo. Vai. Bene, allora ragazzi, abbiamo un paio di missioni ancora disponibili, credo. Questa che cos'è? Sherpa. Mettiamola come destinazione. Attenzione che c'è qualcuno qua sotto. Vediamo un po'. Troppo alto, troppo alto. Allora, prendiamo un attimino questo bel deltaplano e facciamo un giro free roaming per vedere un pochettino qualcosa qua intorno. Andiamo. Ok, vorrei girare principalmente dall'altra parte. Viriamo. Ok, procediamo appunto su questa strada. Ajay, sono Sabal. Bel lavoro con la torre, fratello. Ciao. Stiamo trasmettendo su quella frequenza per portare la verità al popolo. Sì, un attimo ragazzi, dobbiamo atterrare qui intorno. Wow, abbiamo beccato un albero. Vediamo se ci possiamo curare. Meno male che abbiamo sempre queste belle medicine. Ok, ecco che qualcuno sta continuando a camminare su questa strada. Chi è questo con questi sacchi sulla schiena? Ciao amico mio. Commercia, nuova arma sbloccata. Vediamo un po'. La K47, fucile a pompa, l'SVD, una nuova arma sbloccata, l'arco ricurvo, perfetto, RPG, ok, pistola, va bene. Ok. Compra e personalizza. Volevo prendere un po' di armi nuove. Vediamo che cosa vende. Arco, armi uniche. L'arco, dov'è l'arco? Attenzione ragazzi, non lo possiamo vedere ancora. Armi secondarie sbloccata. Oggetti. Ancora lasciamo perdere. La K47. Voglio l'arco io. Dov'è? Aspettate. Arco ricurvo, eccolo qua. Acquista. Quanti soldi abbiamo? Dove sono i soldi? 60.000 ce ne servono, ne abbiamo 57.000. Allora vendo qualcosa. Allora, vendo la tigre di plastica, certo. Vendiamo anche, scusate ragazzi, ma i cavi per la batteria li vendiamo, sì. Vendiamo anche la gomma da masticare, adesso andiamo a comprare l'arco. Perfetto, compra. Deve essere appunto qui, armi. Ecco, arco ricurvo. Acquista subito. Perfetto. Vediamo un po'. Acquistiamolo immediatamente. Mirini. Ok. Prendiamolo. E se hai un paio di frecce, amico mio, mettiamolo al posto della pistola. Certo, perché io preferisco le armi antiche. E prendiamo anche un po' di frecce, se è possibile. Frecce. Eccole qua. 4.000. Vendiamo ancora qualche altra cosa. Ci vendiamo le foto del matrimonio, che non ce ne facciamo niente. La pallina doppio. Facciamo drogare questo poveraccio. I camionisti. Ecco qua. E compriamoci un paio di frecce. Munizioni. Frecce. 4.000. Ho tutte le munizioni per quest'arma. Va bene. Oh! Attenzione. Grazie amico mio. Allora ragazzi, bene, abbiamo ottenuto quello che volevamo. Penso che adesso possiamo andare a Banpur con lo spostamento rapido. L'arco finalmente è disponibile. 10 frecce. Poi ingrandiremo le faretre. Comunque per adesso credo che possa bastare. Vai. Sì. Quanto? Alle 3 di notte. Va bene, accettiamo. Dormiamo un paio d'ore. Ok. Si può salvare? Commercia. Il gioco salva automaticamente, è vero ragazzi. Allora, per oggi può bastare. Abbiamo analizzato bene Far Cry 4. Col passare dei giorni vedremo un po' di analizzarla ancora meglio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nei prossimi video vedrò un po' di migliorare tramite le nuove conoscenze che acquisirò. Ciao a tutti.